facciamo tutti. Eccoci. Via così. Sì. Fatto. Eccoci. Grazie. Bravi. Applauso. Grazie signor Sindaco per la sua presenza e all'assessore Turismo Brighi. Abbiamo Leonardo D'Andrea, che ormai è diventato un due. Abbiamo deciso anche oggi di portare un po' di cultura, un po' di arte a Lignano, dove la cultura e soprattutto il turismo è di casa. Si comincia piano piano con le belle giornate ad avere un turismo un pochettino estero, servirete di più anche con l'italiano. Quindi è veramente un piacere, un onore essere qua all'inaugurazione di questa mostra, anche perché sono convinto che più facciamo emozionare i turisti con delle opere che ho visto sono fantastiche e più la gente si fidelizza nella nostra località. Signor Sindaco, non le ho dato la prima parola perché pensavo che il turismo fosse prerogativa dell'assessore. È giusto? Una cosa che mi piace di questa mostra è che non è monotematica, perché mi pare che gli artisti e coloro che espongono abbracciano una svariata fascia di età, dai ragazzini agli adulti, mi pare. La pittura da questo punto di vista è l'espressione dell'anima e quindi è giusto che abbracci tutte le fasce di età e penso che sia la cosa più bella in questo contesto. Quindi benvenuti e grazie per aver scelto Lignano per l'esposizione. Grazie di essere presenti sempre, quindi sono sempre presente e sarò ancora sempre più presente. Grazie a tutto quello che avete fatto. Cos'è fare da sponsor a Lignano e in generale cos'è per te l'arte? Per cui abbiamo tanto dai nostri artisti. Pia è stata bravissima perché ha voluto assieme a Agostino, che ringrazio, fare questa mostra per Lignano e per tutta la regione, quindi io credo che assieme appunto alla regione, al sindaco, agli amministratori, all'assessore siamo nell'ottica proprio di valorizzare quello che ci dà tanto. Ecco, ci dà tanto. Per illustrare soprattutto il loro quadro, la loro opera, la loro arte e farci spiegare, e perché no, anche i segreti che li hanno condotti fino a quel quadro. Alessandra espone. Allora, ho portato un altro quadro perché quello che dovevo non è tornato da Barcellona, spero. Allora, questo qua, ho portato questo perché è il primo quadro che ho esposto alla mia primissima mostra qualche mese fa, e da lì è cominciato tutto. La maschera volto verità, no? E io praticamente ho rappresentato una donna nordica, l'ho intitolato druida praticamente, una donna femminile ma una guerriera, che potrebbe essere chissà se è soltanto una maschera che indossa oppure una donna che deve trovare coraggio, insomma, no? Nella vita, affrontare la quotidianità, una guerriera nella vita, insomma. Recchia, no, Pietro Calmo, fermo, Marco. Allora, Recchia. no, Marco Recchia non c'è, purtroppo stamattina aveva 40 di febbre, sai, purtroppo ci sono questi problemi. Moreno il poeta. E dietro di te, tu Moreno sei una piccoletta. Ormai è diventato una Ormai è una colonna portante, in vero senso della parola. Cosa presenti oggi? le due poesie. Però se posso permettere con quello della macchina, c'è una mia amica che chiedo grazie a Pia Molina, perché Moreno ciò che scrive lo scrive col cuore. Una persona mi ha detto così, e questo a lei lo arrivo tanto. Grazie a tutti. Cosa ci presenti oggi oltre alla tua etichetta? Ma i miei quadri sono lì, è una tecnica un po' particolare. Spiegacela. Per il momento utilizzo solo io perché non ne ho mai visti. Sono quadri dipinti e alla fine destinati per dare determinati effetti.
Glauco. Commisso Lauro. Commisso Lauro, Cosa devo dire? che hai 2 quadri Mi piace. bellissimi qua. Sì, ne ho molti di più. Ma Sì, mi hai fatto vedere un'esposizione bellissima di opere fantastiche, uno meglio dell'altra. anche perché me l'ha insegnato un notissimo pittore che ho lavorato per lui quando ero bambino qua. È Giorgio De Chirico. Bravo. Assessore, vuole dire qualcosa? Che Lauro recentemente ha regalato al comune di Lignano Sabbiadoro un bellissimo quadro raffigurante la terrazza mare, per cui poi sarà uno degli ultimi quadri con questa terrazza mare, perché come ha detto il sindaco prima verrà modificata. Bello, ed era il quadro che quando prima hai fatto la proposta di mettere fuori dal comune, avevo pensato a quello, però poi ho pensato potrebbe rovinarsi, quindi dobbiamo trovare il sistema per esporli. E quindi ringraziamo veramente Lauro per il dono che ha fatto al comune. Grazie assessore, grazie mille. Grazie ancora. Si è emozionata anche lei, si è affrontata immediatamente. Martina, allora, cosa presenti oggi? Ho presentato i fari di Lignano. Che è quello lì, che vedete sullo sfondo. Cosa ti rappresenta esattamente oltre ai fari di Lignano? Cioè, visto che mi piaceva tanto anche il tramonto e il mare, ho rappresentato sia i fari che appunto il mare e poi il tramonto. Tu praticamente hai dato il riflesso del faro sull'acqua. Sì. E dietro dovrebbe esserci il tramonto che si intravede. Da quanti anni è che dipingi? Cioè, ho iniziato a 7 anni. E adesso ne hai 12, 5 anni. Che traguardi ti vuoi porre? Ti sei posta dei traguardi? Cioè, da grande vorrei avere un negozio in cui vendo i miei dipinti alle persone. Franca! Ecco, grazie. Franca! Quella è la formazione base. È bravissima, è bravissima. Franca Gagliotti. Cosa ci presenti oggi? Tanto buongiorno a tutti e grazie soprattutto a Pia per l'opportunità che mi ha dato per venire qui a questa mostra e a tutti quelli che hanno organizzato. Io ho fatto le mie opere sono queste. L'orologio praticamente fatto con legno con le figure del Friuli Venezia Giulia, l'opera si chiama È l'ora di girare Friuli Venezia Giulia. È nata un po' così, mi sono trovata con questo pezzo di legno preso in giro e ho detto faccio una cosa un po' strana, ho voluto fare una cosa strana e ho pensato insomma di portarla qui. Cosa ci presenti oggi? Perché tu sei non c'eri quando ti presentavano i quadri. Sono i 2 quadri in fondo. Cosa ci presenti? Certo. Allora, mare tranquillo, l'altro scrive. Qual è? Dov'è? L'altro? Sì. Mare profondo è quello più avanti Sì. e mare tranquillo è quello più dietro. Quando li hai dipinti quei quadri? A che età? Allora, uno a 7. Per cui abbassiamo ancora l'età. Quello là, Sì. in fondo, invece quello più avanti a 9. 7 anni, o più 9. Complimenti. E forse quello che sanno fare questi bambini, che sono splendidi, tutti quelli che sono ex insegnante, e devo dire che più importante è la cornice, che ha 2 valori. Intanto sono residui della barca che ha portato alcune volte la Madonna nella famosa processione che si fa la prima domenica di luglio da Grado a Barbana. La seconda cosa è che ci ha ricordato, lui ha detto SOS migranti, abbiamo ragionato vedendo in televisione quelli che erano relitti delle barche che abbiamo visto ultimamente nelle spiagge dove sono Lampedusa, morti. di Cutro. Questa è l'attualità. Quindi in questo caso ha molto senso la cornice nel quadretto, nei 2 quadretti che ha fatto lui. Grazie per la spiegazione. Fabiana Fabiana Pieroli.
Va bene, bene. Abbiamo cominciato insieme e stiamo andando avanti insieme e lei sta salendo molto il suo grado di competenza artistica. Allora, intanto ringrazio Pia perché è stato lo stimolo in questo periodo di mettermi in gioco, diciamo. E ho avuto anche partecipato a parecchie mostre con Pia e poi sono anche finita sul catalogo della Mondadori, sempre grazie all'incoraggiamento, diciamo. Per forza, allora, io ho portato queste opere che sono qua dietro, e una e due? Sì, queste due qua. E, diciamo che i miei dipinti sono un po' onirici, tra il sogno e la realtà, un po' rispecchiano dei ricordi del mio passato. E quello sopra l'ho intitolato Lacrime di pioggia perché ho voluto rappresentare proprio come queste piccole goccioline che scendono dal cielo possono ridare vita alla natura. E il secondo, quello della ragazza, ricordi del passato, ricordi di un tempo, proprio questa ragazza che si volta indietro, è un po' un'immagine, una ragazza degli anni 30, diciamo, come l'ho dipinta. Proprio come il nostro passato ci sostiene sempre, ci sta sempre la forza di andare avanti. Buzzolo, l'ultimo minuto perché ha avuto un problema, però si è ristabilita e allora ci presenta le sue opere. Allora, buongiorno a tutti, intanto sono Cristina Conte, mi ero messa il cognome di mia mamma, Buzzolo, perché qualche anno fa è mancata, ho voluto dare questo onore al cognome di mia mamma. Adesso per non fare confusione mi sono levata il cognome e sono rimasta Cristina Conte. E cosa dire? Allora, io ho iniziato a dipingere a 9 anni della mia vita per un motivo di salute, perché io ho avuto un ictus all'età di 9 anni ed è quasi incredibile, e quindi io sono disabile dalla parte destra. Prova che chi ha tra virgolette una disabilità anche grave, grazie all'arte si è rimesso in gioco. Questo è un evento positivo. Quando si parla sempre di negatività, lei da una cosa negativa ha fatto sorgere una cosa positiva e questo non è da tutti. Grazie, buon proseguimento a tutti. Marina, questo quadro è diverso da tutti gli altri. Nasco come ritrattista, vengo da una famiglia di artisti e ho frequentato lo studio di due famosi ritrattisti e quindi nasco come ritrattista. Però poi ho frequentato anche una scuola di grafica e quindi mi diverto a fare anche queste cose un po' fantastiche, ecco. Ho sempre amato il Liberty e quindi parto un po' dal Liberty e sono arrivata a fare interpretare la natura con queste forme geometriche. E qui troviamo il nostro artista Masocco Federico, che entrerà a far parte della mostra da oggi 1/4/2023. Oggi ci troviamo qui a Lignano Sabbia d'Oro e abbiamo un altro artista, oltre 21 che ne abbiamo già in questa galleria, la signora Mattiussi Graziella, e ci porta proprio due opere fantastiche, una più bella dell'altra. Questa opera che cosa rappresenta? Per me rappresenta una ragazzina che sia dalla Mongolia, comunque una ragazzina molto dolce, con gli occhietti proprio si vede innocenti e con lo sguardo sembra che l'abbia, come si dice, sconvolta su qualche cosa che a lei proprio le ha fatto un po', come piacere, no? Ecco. Oltre 21 artisti in questa galleria d'arte alla Farmacia dei Sani a Lignano Sabbia d'Oro abbiamo trovato un'altra artista molto famosa anche lei, perché comunque è un'associazione d'arte proprio qui a Lignano Sabbia d'Oro e si chiama Della Valentina Rosa. Allora, quella prima opera lì mi sono ispirata al condominio al calar del sole.
Quindi le luci della strada che illuminano la facciata del condominio e le diverse finestre illuminate più o meno. Che sono sempre qui a Lignano Sabbiadoro, Sì, no? Presta poco, sì, perché sono sì. tutte fatte un po' simmetriche, Sì, no? certo. Asimmetriche. Valerio ha già portato la settimana scorsa a Udine una sua opera. Cosa porti oggi? Buongiorno a tutti. Porto queste cose qua, fatte col ferro. Perché ricordiamo che lui... Io prima di tutto sono un fabbro, quindi vengo dai cancelli, preghiere e cose del genere. Poi per scherzo ho cominciato a fare queste cose e a me piacciono, che è importante quello. Poi mi ispiro alla natura e lavoro un po' col fuoco e con il ferro. Ok, tu rappresenti un pesce? Un pesce, allora un pesce, questo è un panorama toscano con le nuvole, ci sono i cipressi, là ci sono i cipressi al vento, un altro pesce, un fiore fatto con i chiodi quelli di una volta e un fiore moderno. Questo è un fiore, anche questo un po' più moderno di quello. Flavia. Perfetto. Cosa ci hai portato oggi? Ho portato i pappagani e i gatti. Una tecnica mista con gesso, acrilico e olio, no? Che mi ricordano molto i colori del mio paese, no? Sono appena tornata del Brasile, sono piena di colore e i gatti che mi piacciono anche tanto. Grazie. Devi arrivare tu. Cioè, ho chiamato Marco, vabbè, dai. Che esperienza hai avuto e soprattutto qua oggi cosa hai portato? Allora, innanzitutto grazie a Pia per avermi ripescato nella mia passione e grazie alla Renata e all'amministrazione comunale. Ho voluto fare una parodia a queste opere qua, praticamente esprimono le 3 stagioni dell'anno. Perché 3 stagioni? Siccome il freddo sta diventando un problema per tutti nella fase, diciamo, invernale, è meglio ignorarlo. Quindi primavera, estate, autunno. Grazie. Grazie a te. Di vista estetico, fatte con un materiale che rimanda alla memoria ai tempi antichi, ma è una cosa che io dico sempre, del passato bisogna prendere il meglio e cercare di trasformarlo. Ecco, da proiettili che sono serviti per creare danni, anche in qualche caso morti, poi sono venute bellissime opere d'arte. Quindi l'incontro con l'assessore per me è un piacere perché le mie opere dovrebbero essere conosciute soprattutto da scolari che sono quelli che più interessati. Quando ho fatto delle conferenze, ho presentato le mie sculture a ragazzi delle medie e delle elementari, tutti entusiasti mi facevano delle domande fantastiche. Ho scritto anche le mie memorie dove si vede, si sentono e si possono leggere le mie avventure di guerra e quindi so cosa vuol dire essere in guerra sotto i bombardamenti, i mitragliamenti e prigionia, e quindi da questo noi cerchiamo sempre di essere presenti e mostrare agli altri quello che c'è la guerra e quello che sono io. Sì. Va bene. L'ha dato a Fernella? Com'è il vino?